Ben ritrovati cari telespettatori, ben ritrovato anche al nostro ospite Ugo Aggiollo, segretario SPCGIL del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, il tema è molto importante, finalmente lo ritrattiamo, dico finalmente perché effettivamente riguarda direttamente e indirettamente moltissime persone, moltissimi di voi che ci state seguendo, ovvero le cosiddette impegnative di residenzialità. Parliamo di persone anziane non autosufficienti e non solo, parliamo di case di riposo, di RSA, e quindi quanto è importante ottenere questa benedetta impegnativa. Allora, per spiegarlo bene, visto che i nostri telespettatori che ci seguono fedelmente ci chiedono estrema chiarezza e traduzione di quelli che sono i termini tecnici in termini comprensibili agli umani, perché poi nelle varie parlare formali vengono cambiati tanti termini, di che cosa stiamo parlando e qual è lo stato della situazione? Lo stato della situazione è molto semplice. Noi abbiamo in Veneto un numero di anziani che sta per fortuna aumentando, perché l'aspettativa di vita sta aumentando, e però abbiamo tanti anziani che a un certo punto diventano sostanzialmente non autosufficienti. Abbiamo qua anche una slide che dà dei numeri sostanzialmente. Esatto, secondo la relazione sociosanitaria della Regione del Veneto di quest'anno, del 2025, gli over 65 non autosufficienti superano i 260.000. È un dato... Sui grandi, però qua io ho la popolazione di 4.857.000 over 65. Grandi anziani 1.231.256? No, la popolazione è 4.857.000, gli anziani over 65 sono 1.231.000 e i grandi anziani sono 391.000. Ma noi in realtà in questo momento stiamo parlando degli over 65 non autosufficienti. Preciso una cosa, c'è scritta sotto, non c'è una vera e propria definizione a livello più generale sulla non autosufficienza, quindi i numeri sono numeri statistici. Da quest'anno la Regione del Veneto ha assunto la percentuale del 21,2% della popolazione over 65, dichiarando che statisticamente quello è il numero di non autosufficienti nella nostra Regione. E quindi siamo, come dicevo prima, a oltre 260.000 anziani. È evidente che sia per la nostra impostazione, sia in termini generali, la prima scelta che viene fatta è quella di avere dei servizi territoriali che permettano all'anziano di rimanere nella propria residenza, nella propria famiglia. E questa cosa, l'abbiamo già sottolineato in tante altre occasioni, ha dei limiti anche nella nostra regione in maniera notevole, dal fatto che non è ancora stata approvata una legge sui caregiver, cioè su quelli che anche dal punto di vista affettivo seguono i familiari che non sono autosufficienti, a un servizio di assistenza domiciliare dei comuni che dovrebbe essere rivisto e sicuramente potenziato, perché è sostanzialmente legato ancora a prospettive di diversi anni fa, ha un servizio di assistenza domiciliare infermieristico, e quindi anche questo dovrebbe essere potenziato, ma insomma è un tema di altre trasmissioni, di altri momenti. Adesso noi stiamo parlando invece di quelle che sono le condizioni degli anziani che non trovando più una risposta presso la loro abitazione sono costretti, tra virgolette, ad entrare in una casa di riposo, in una RSA, in un centro servizi, a seconda delle varie definizioni, ma la sostanza è questa. Quindi parliamo di circa in questo momento 30.000 anziani nella nostra regione.
sappiamo, e anche qua è un dato conosciuto, che in realtà fino a qualche anno fa, più di qualche anno fa, esistevano sostanzialmente le lungodegenze all'interno degli ospedali, delle ULSS e via di seguito. In questi anni le lungodegenze di fatto sono diventati i centri servizi, le RSA, le residenze sanitarie, dove appunto non entrano più per la gran parte anziani autosufficienti, entrano anziani che sono ormai in una condizione di non autosufficienza molto, molto avanzata. Cosa vuol dire questo? Che è cambiata anche la stessa conformazione dei centri di servizio, delle case di riposo, che devono far fronte a queste condizioni. Tanto è vero che una statistica che abbiamo ci dice che ormai gli anziani che entrano in un centro di servizio molto spesso ci entrano per un periodo abbastanza limitato di tempo. Non abbiamo più le condizioni degli anziani che entrano in un centro di servizio e ci stanno 10 anni. Abbiamo una condizione in cui purtroppo questo vale per qualche mese, forse un anno. È evidente che quando queste persone entrano nei centri di servizio vi è una retta da pagare. La retta da pagare è stabilita nella buona sostanza da quello che è il gestore dei centri di servizio, nel senso che... Della casa di riposo, insomma. Sì, della casa di riposo. Che sia pubblico o che sia privato, da questo punto di vista non fa differenza, nel senso che sta al fatto di quadrare i conti, il fatto di indicare quello che è la retta da pagare. Allora vediamo che questi dati che sono stati riportati ci danno, fonte monitoraggio sindacati dei pensionati del Veneto, che cosa? Un'impegnativa di residenzialità di giornaliero di 52 euro? Sì. E questa vuol dire, questa impegnativa? Allora, qua va spiegato questo. In base è evidente che appunto chi entra nelle case di riposo nella condizione di non autosufficienza in realtà ha bisogno anche di prestazioni sanitarie, non ha semplicemente bisogno di una prestazione alberghiera, altrimenti probabilmente se ne starebbe a casa propria. La normativa, che è una normativa di qualche anno fa, di una decina di anni fa, prevede che la retta della casa di riposo, nel caso naturalmente l'anziano abbia la scheda SVAMA che dice che è non autosufficiente, dovrebbe essere al 50% pagata tramite la quota sanitaria e al 50% pagata tramite la quota alberghiera. Quota sanitaria che è a carico, dovrebbe essere a carico della Regione, è a carico della Regione, quota alberghiera che è a carico dello stesso anziano o dei familiari o, nel caso non sia in condizione, del comune. Anche questa è una discussione che si sta aprendo, ci sono nel Veneto ma non solo nel Veneto, anche in Piemonte, anche in Lombardia, una serie di sentenze che hanno messo in discussione sia dal punto di vista della patologie dementigine, in particolare Alzheimer, per capirci, il fatto che però sono altamente invalidanti. Sì. E sia per quanto riguarda a chi compete il pagamento, se semplicemente con il reddito dell'anziano oppure anche con il reddito dei figli, della famiglia e via di seguito, ma questo è un altro tema che dovremmo affrontare, o meglio, che dovrà affrontare la legislazione nazionale, perché sta diventando
oggettivamente è un problema estremamente serio. Perché i comuni si trovano investiti di una responsabilità economica di non poco conto. Esatto, e quindi bisognerà decidere che non sia la magistratura a decidere di volta in volta cosa fare, ma dovrà essere evidentemente una norma nazionale che lo stabilisce. Dicevo, per quanto riguarda invece il resto, il 50% della tariffa dovrebbe essere a carico della Regione. Oggi la Regione spende circa 560 milioni, se non vado errato, per far fronte a questo dato. Quindi vuol dire, ritornando a quella slide che avete parlato con gli importi, impegnativa di residenzialità sono 52 euro al giorno che li mette la Regione, la retta media con l'impegnativa è di 63 euro, senza impegnativa è di 91 euro. Sì. Quindi vuol dire che mensilmente una famiglia, se non ha senza impegnativa, arriva a pagare quanto? 2.700 Allora, senza impegnativa arriva a pagare una media intorno ai 2.800 euro. Tenete conto che questi sono dati che risalgono all'anno scorso, quindi stiamo facendo in questi mesi, i dati sono unitari, non sono solo nostri del CGIL, ma sono unitari CGIL e CISOWIL. Stiamo facendo un'ulteriore verifica ed è emerso che c'è stato all'inizio di quest'anno un ulteriore incremento che in alcuni casi vale l'1%, in alcuni casi è arrivato al 10% in qualche casa di riposo rispetto appunto alla retta. Dicevo, senza impegnativa andiamo intorno ai 2.800 euro al mese, con l'impegnativa, come si vede, arriviamo quasi a 2.000 euro al mese. Certo, capito. Ed è questa la questione che noi stiamo ponendo, una delle due questioni che noi stiamo ponendo è esattamente questo, e cioè che negli ultimi 3, 4, 5 anni è aumentato quanto viene richiesto alle famiglie, tanto è vero che siamo arrivati a 64 euro medi l'anno scorso, in realtà quest'anno arriveremo ai 66-67 euro medie al mese, mentre quanto paga la Regione, cioè i 52 euro, sono fermi da alcuni anni. E quindi questo porta sostanzialmente a non rispettare quello che è il dettato della legge che parla del 50 e il 50, nel senso che le famiglie stanno pagando anche una parte che secondo noi dovrebbe essere a carico della Regione. Allora, però io dico, adesso c'è la pubblicità ma voglio soltanto dire questo, ma se a carico del sistema pubblico della Regione c'è la parte sanitaria e la Regione ti dice sì, tu paghi di più perché c'hai energia elettrica, perché i pannoloni costano di più, perché il cibo costa di più, questo non è sanitario, questo è residenziale. Mentre la parte sanitaria che viene gestita dalla Regione, questo è il prezzo, non so, farmaci, non so quale parte sia sanitaria, il prezzo è rimasto fisso, perché poi di fatto nelle strutture i prezzi sono aumentati perché per l'energia elettrica, il riscaldamento, il raffrescamento, tutte queste belle robe qui. Sono molte le quote per cui sono aumentate, diciamo, le rette. Sono per gli approvvigionamenti, così sono come per fortuna per il personale, per altre questioni. Il tema non è questo, il tema è che l'indicazione del 50% è un'indicazione forfettaria. Viene già calcolata, quindi non è solo sanitaria, è forfettaria. È forfettaria. La legge, poi abbiamo una slide. Poi lo guardiamo, adesso infatti, quindi è un'indicazione forfettaria, questo è importante. Sì. Allora, dopo rimarchiamo anche il discorso dei posti letto dell'RSA nei vari territori, perché anche quello è importante, l'abbiamo passato rapidamente. Qualche secondo, poi restate con noi. Allora, stiamo parlando di quanti soldi bisogna sborsare per riuscire a stare in una RSA, premesso che ci sia posto in una casa di riposo. Allora, questo articolo 30, che è quello che decide un po' le quote, leggiamo un attimo insieme così anche i nostri telespettatori ne sono edotti. Eccolo qua. Sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi quando viene deciso che la persona è non autosufficiente, quindi rientra in tutte le categorie, per una quota pari al 50% della tariffa giornaliera, quindi indicativamente per fare il calcolo vuol dire che la persona dice se la tariffa giornaliera è di 100,
fatto 50, io devo riuscire, cioè la persona dentro deve riuscire a pagare almeno i 50 al giorno. I trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure a persone non autosufficienti, che è questo il presupposto, sì. Giusto? Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, sì. i trattamenti di lungoassistenza di recupero, il mantenimento funzionale, di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria. Quindi qua c'è la distinzione tra lungoassistenza, chi è dentro la struttura, e semiresidenziale, le persone che invece vanno perché hanno avuto dei problemi, però poi sono fuori, tornerebbero fuori. Esatto, sì. Questo articolo in realtà parla delle due tipologie, cioè la tipologia del mantenimento dentro il centro di servizio oppure di quei servizi come i centri diurni in cui magari si va la mattina, ma il meccanismo sostanzialmente che viene individuato è sempre lo stesso. Siccome è un po' complicato a seconda della condizione del singolo utente, stabilire quanto sia di carattere sanitario e quanto sia di carattere alberghiero, la norma ha stabilito in maniera forfettaria che il 50% della retta dovrebbe essere a carico, diciamo, della collettività e il 50% a carico della famiglia. Del resto, se la persona fosse ricoverata in ospedale o in altri centri, sarebbe a carico della collettività e quindi l'operazione è fatta con queste caratteristiche. Però, cosa è successo? Cosa è successo? Sono successe due cose. Uno, che nonostante tanti solleciti che abbiamo fatto noi come sindacato dei pensionati e come sindacati confederali, ripeto, a livello unitario, ancora oggi non ci sono impegnative di residenzialità per tutti quelli che ne hanno diritto. Siamo ancora, nonostante tutto, a un 13% della popolazione che avrebbe diritto all'impegnativa di residenzialità a cui invece non viene riconosciuta. Ma non viene riconosciuta perché non... Perché non ci sono i fondi. Ah, perché non ci sono. Quindi queste persone restano galleggianti Restano in attesa di, è brutto dirlo, ma che altre persone se ne vadano per poter entrare nel diritto all'impegnativa di residenzialità. La seconda questione è che... E scusi, i tempi si sanno, i tempi di attesa? No. 1 anno, 2 anni, dipende anche qua, dipende dai singoli territori, perché ci sono dei territori che hanno una percentuale maggiore di copertura e territori che hanno una percentuale minore di copertura. Quindi non è una lista regionale, ma è una lista territoriale. È la regione che affida provincia per ULS, sarebbe più giusto dire, quelle che sono le impegnative di residenzialità. Queste sono quelle che sono assegnate. In realtà si parla di utenti equivalenti, cioè di quante persone nel corso dell'anno hanno usufruito di quel posto letto, per capirci, perché non è detto che sia una persona sola che usufruisce di quel, perché se purtroppo uno muore a febbraio evidentemente... Comunque il numero importante, la Marca Trevigiana 4.659, la Euganea 4.007 e la Scaligera 4.007. I fuori regione 12,7, cosa vuol dire? Vuol dire persone che pur avendo diritto all'impegnativa di residenzialità decidono di andare in un centro servizio che sia fuori dalla nostra regione. Può essere, che ne so, qualcuno che abita a San Michele al Tagliamento piuttosto che qualcuno che abita e che va nella casa riposo immediatamente vicina, ma sono numeri, come abbiamo visto, sono 13 persone per tutta la regione. Insomma, quindi c'è disponibilità di posti letto in RSA al 31/12/2023, è la fonte del Ministero della Salute. 23, cioè tanto tempo fa. Sì, perché i dati sono un po', non sono molto
aggiornati, ma in realtà non sono neanche molto modificati rispetto a quindi questo. Sono stazionari. In realtà il Veneto, sulla base dei piani di zona, avrebbe la possibilità di arrivare fino a 36.000 posti nelle RSA e nelle lungodegenze. Quindi più di quelli indicati? Più di quelli indicati, sì, assolutamente più di quelli Ma? indicati. E tra l'altro anche questo sta cominciando a rappresentare un problema, nel senso che cominciano a esserci liste d'attesa molto lunghe, che in quei casi possono anche rappresentare un limite fisiologico. Sì, un limite che poi porta la persona che ne avrebbe bisogno a non usufruirne perché nel frattempo se ne va. È fisiologico, legato all'età, posto. insomma. Sì. Un dato che abbiamo avuto nei giorni scorsi, quindi estremamente aggiornato perché è relativo a, se non vado errato, al 31 marzo del 2026, nella sola provincia di Verona c'è una lista d'attesa di oltre 1.600 persone. Quindi la questione, se la moltiplichiamo per, vuol dire che ci sono 30.000 no, ma 5 per 16, 8.000 persone che stanno aspettando in Veneto un posto nelle case di riposo, quindi la richiesta c'è ed è forte. Quindi dicevo, la richiesta... Un posto in una casa di riposo oppure l'impegnativa attendono? No, il posto in casa di riposo. Quindi non c'è proprio posto fisicamente. Sì. Hanno la scheda Svama, perché ricordiamo che a monte della impegnativa c'è la cosiddetta scheda Svama, nel senso che ogni persona che ritiene di avere una condizione di quel tipo, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o rivolgendosi all'assistente sociale del comune o dell'ATS, adesso saranno le case di comunità, giusto? Sì, sono gli ATS e poi anche le case di comunità, ma nella figura in quel caso del medico di medicina generale o dell'assistente sociale che è presso i PUA. E quindi tramite una unità valutativa multidimensionale, so che sono termini complicati, ma si chiamano così. Quindi una valutazione che deve essere fatta, si compila una scheda e si vede se la persona ha requisiti. E si vede a che punteggio si arriva. Oggi come oggi, per poter accedere ad una casa di riposo, diciamo che dobbiamo andare oltre gli 85-90 punti su 100. Quindi... Però se una persona non ha questo punteggio oppure ce l'ha, ma può andare privatamente, il posto privatamente ce n'è o non c'è posto? Il posto privatamente può esserci, ma siamo anche qua molto in difficoltà. Cioè, diciamo che non è il caso della sanità, delle liste d'attesa, per cui se faccio la richiesta di avere la prestazione, non mi viene data la prestazione, però se vado il giorno dopo ce l'ho. No, nelle case di riposo è un po' più complicato. Infatti, anche quando vediamo la stragrande maggioranza delle persone che sono ricoverate, parliamo di ben oltre l'80%, sono con l'impegnativa di residenzialità. Senza impegnativa di residenzialità sono molte meno. Comunque, voi cosa chiedete? Il tema è sostanzialmente questo. Noi chiediamo da un lato di rivedere il valore delle impegnative di residenzialità. Sono ferme da 5 anni, noi chiediamo che vengano aggiornate. La delibera che la Regione ha fatto sul case mix 2 anni fa in realtà ha dato ristoro alle case di riposo, ma non ha dato ristoro alle famiglie, nei fatti, e quindi noi chiediamo che la Regione del Veneto riveda quel valore di 52 euro, lo innalzi,
eventualmente lo riporti anche a una suddivisione sulla base del carico, diciamo, sanitario esistente. E dall'altro che porti al 100% il numero di impegnative di essenzialità rispetto a chi ne ha diritto. Quindi stanziando quindi più soldi? Stanziando decisamente più soldi. Abbiamo fatto un conto, costa molto, dicevo prima siamo a 560 milioni, probabilmente ne serviranno dagli 80 ai 100 milioni ulteriori, ma è evidente che se non c'è questo stanziamento in realtà vengono toccate le tasche dei cittadini, perché certo, quello che non paga la Regione pagano i singoli utenti che ne hanno bisogno. Poi come sempre guardando in proiezione, perché poi vabbè tutto work in progress, però bisogna guardare in proiezione, adesso ci sono ancora delle pensioni che sono sostenibili sotto certi profili, ci sono la rete familiare che può ancora dare una mano, più andiamo avanti più sappiamo che le pensioni saranno erose, logorate, più basse, fisiologicamente più basse, perché poi si andrà col sistema contributivo e di conseguenza saranno problemi molto e in più ci sarà un numero di anziani estremamente alto. Questo segnale noi l'abbiamo già visto come sindacato pensionati. Già da qualche anno il valore delle pensioni, essendo sempre più forte il sistema contributivo rispetto al sistema retributivo, stanno cominciando a diminuire nel valore e quindi cominciamo ad avere maggiori difficoltà per quanto riguarda le persone che vanno in pensione. Abbiamo sempre più persone sole che non hanno evidentemente nemmeno un ambito familiare a cui fare riferimento e dicevo prima abbiamo anche contenziosi che stanno aumentando di giorno in giorno con sentenze diversificate che mettono in difficoltà i comuni. Ci sono comuni sia del Trevigiano sia del Veronese che hanno cominciato ad entrare in difficoltà proprio per sentenze che a quel punto scaricano sui comuni la responsabilità rispetto a queste situazioni. Per cui bisogna fare un intervento in termini più generali, ci sono interventi da fare a livello nazionale, ci sono interventi da fare a livello regionale. Noi per quanto riguarda la nostra parte cerchiamo di farla e cerchiamo di dire guardate che su questo bisogna intervenire e bisogna intervenire rapidamente. Ecco, dove si è già fatta una riforma del sociosanitario, tipo non so, in Emilia Romagna, ne avete parlato, si è risolto il problema? I problemi non si sono risolti, ma certamente l'Emilia Romagna è in una fase decisamente più avanzata di quanto non siamo noi. Allora, detto questo, avete visto anche le sedi dello SPCGL da contattare per avere tutte le informazioni di cui avete bisogno, poi per avere più disponibilità magari farsi fare una controllatina della pensione perché magari si può recuperare qualche diritto inespresso perso lungo il cammino e quindi vi invito anche a rivedere la puntata su YouTube e sul web. Grazie segretario di essere stato qui con noi, grazie di queste spiegazioni, grazie al lavoro dello SPCGL che raccoglie sempre tutti i dati, li riformula e ce li rende disponibili e a voi naturalmente di averci seguito. A presto.